Allora, signor Sindaco, questo è uno degli ultimi carichi destinati agli amici dell'Ucraina. Da tempo, da quando è scattata l'emergenza, Premariacco ha risposto presente e questo è positivo visti i tempi, no? Ma non solo ha risposto presente, ha risposto in maniera davvero generosa. Devo obbligatoriamente ringraziare davvero tutte quante le associazioni che hanno fatto, come si dice, la location e tutta la distribuzione e sono da giorni che stanno lavorando. Quindi un grazie va alle associazioni, non ultimo ovviamente la Protezione Civile che sta trasportando questi viaggi. Questo è l'ultimo di 4 viaggi che hanno già fatto in quel di Udine. Un grazie va anche alle aziende che nel momento di difficoltà sono intervenute, le aziende vitivinicole non solo della nostra comunità ma anche esterne. Sono arrivati aiuti anche da Cividale per esempio, sono arrivati aiuti dal comune di Corno, quindi un grazie va a tutti quanti davvero. E siamo rimasti veramente sorpresi perché ci aspettavamo sì una risposta importante, ma questa è stata veramente grande come risposta. Certo. Ecco, lei mi ha anticipato la domanda. Il Friuli, quando qualcosa chiama, risponde sempre presente, no? Indifferentemente dal territorio. Sì, siamo una regione che dal 76 purtroppo siamo abituati a condividere delle disgrazie importanti, abbiamo ricevuto aiuto da tutta Italia e questo rimane nel DNA, come il popolo friulano ama gli alpini, nel DNA ha la protezione civile e ha questo senso di aiuto per la gente che ha bisogno. Quindi siamo una regione che comunque rimane generosissima nel fare queste cose perché comunque le abbiamo subite noi provate nel 76 e da questa esperienza la portiamo fino ai giorni nostri.